Davanti all'evidenza non ha potuto che ammettere le proprie responsabilità la commessa 23enne sorpresa sul posto di lavoro, un centro commerciale con un Green Pass su carta completamente farlocco. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vittorio Veneto sono arrivati a lei sabato sera sulla base di un'attività investigativa mirata. La ragazza sosteneva di aver effettuato il tampone 2 giorni prima all'ospedale di Conegliano, informazione smentita a stretto giro di posta dalla stessa struttura sanitaria e da un veloce incrocio dei dati. Da lì i militari hanno deciso di perquisire l'abitazione della donna, dove è stato trovato un secondo certificato fasullo pronto per l'utilizzo. A questo punto bisognerà capire chi sia stato l'autore materiale della certificazione, se la donna abbia agito da sola, fabbricandoselo in casa, o se abbia avuto il supporto di esterni, magari attraverso qualche chat. Un fatto non isolato, come confermano dall'ULSS 2. L'avevo detto già 15 giorni fa perché avevo avuto segnalazioni da parte di persone che qualcuno utilizzava Green Pass falsi o comunque, come si suol dire, taroccati, usiamo sto termine che forse rende l'idea. La commessa vittoriese intanto è stata deferita in stato di libertà per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Per lei potranno aprirsi le porte del tribunale. I controlli, affermano dall'Arma, procederanno senza sosta anche nei prossimi giorni, un giro di vite che per gli operatori sanitari è quanto mai necessario. Abbiamo bisogno ovviamente di cautelare, di garantire soprattutto le persone serie che hanno un Green Pass regolare, rispetto a chi invece vuol fare il furbetto del quartierino e procurarsi un Green Pass falso solo per poter andare in ristorante o andare a vedere le partite di pallone.